Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Alla fine la Regione Veneto si presenta come parte offesa in quello che è uno storico processo contro la camorra sul litorale veneziano. Insomma, è quello che certifica purtroppo una situazione gravissima nella nostra regione, le infiltrazioni mafiose, in questo caso infiltrazioni camorristiche, in particolare dei casalesi. La Regione Veneto si è presentata come persona offesa dal reato in vista della costituzione di parte civile che avverrà qualora ci sia, come riteniamo, il rinvio a giudizio e quindi inizi il dibattimento nei confronti degli imputati. Seconda udienza a distanza di una settimana del processo contro i casalesi nell'aula bunker di Mestre. A rappresentare la Regione Veneto, che nella prima udienza non si era presentata come parte civile, l'avvocato Pinelli, che spiega la funzione di presentarsi come parte offesa. Questi sono reati, in particolare mi riferisco a quelli associativi, che ledono direttamente l'interesse e l'integrità del territorio, il rispetto della legalità del territorio, come previsto per l'appunto dalla legge regionale e anche come ritenuto pacificamente da tutta la giurisprudenza della Cassazione. I prossimi passi quali saranno? Dovrà svolgersi l'udienza preliminare. All'esito dell'udienza preliminare il giudice valuterà l'eventuale rinvio a giudizio degli imputati, dopodiché evidentemente è nel dibattimento che verrà celebrato il vero e proprio processo con l'accertamento delle singole responsabilità degli imputati e, per quel che interessa la Regione, con il riconoscimento del danno all'ente territoriale. I tempi potrebbero essere brevi. Io penso che nel giro di qualche mese si possa avere il rinvio a giudizio degli imputati. Purtroppo il grave incidente sul lavoro avvenuto a Padova, un operaio che stava lavorando al deposito Pittarello, si è trasformato in un incidente mortale. Non ce l'ha fatta dopo più di 3 giorni di agonia Gabriele Carraro, l'operaio di 55 anni travolto da un tir in manovra nel piazzale del grande deposito della Pittarello Scarpe di via Austria nella zona industriale di Padova. Carraro, deceduto all'ospedale nella notte tra mercoledì e giovedì, lascia la moglie e un figlio. Grande la commozione e lo sgomento tra la sessantina di persone, tra amministrativi e addetti, che lavorano nell'enorme magazzino. L'attività lavorativa è comunque proseguita. Lunedì scorso Carraro era stato investito dal tir in retromarcia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici del 118 intervenuti sul posto ed era stato ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagano i carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro e i tecnici dello Spisal dell'ULSS. I funerali potrebbero quindi slittare alla prossima settimana. Ci si prepara al giorno della memoria e naturalmente da Venezia, dal suo ghetto, eccetera, che si sottolinea con maggiore forza quanto sia importante ricordare. La risposta più giusta a quanto accaduto a Capodanno. In quell'occasione un ex parlamentare è stato malmenato da un gruppo di fascisti. Paolo Navarrodina non sceglie giri di parole. Davanti a una sala consiliare gremita a Cafarsetti lo dice chiaramente. Le celebrazioni del giorno della memoria a Venezia, un mese di iniziative in tutto il comune, non potranno essere le stesse dell'anno scorso. Pesano ancora troppo i cori inneggianti al duce e ai forni crematori scanditi in piazza San Marco a Capodanno da un gruppo di neofascisti che ha poi aggredito davanti alla moglie e al figlio adolescente l'ex parlamentare Arturo Scotto e il giovane che aveva tentato di difenderlo. Sono fatti che accadono sempre più spesso, ma nello stesso tempo la nostra vigilanza, quella delle istituzioni, quelle delle comunità ebraiche e anche delle associazioni che con noi collaborano e monitorano, controllano e cercano di combattere in tutti i modi. A novembre il comune di Schio si è opposto al posizionamento di pietre d'inciampo davanti alle case dove abitavano i deportati del paese morti nei lager nazisti, definendole possibili fonte di odio e di divisioni. Una decisione che aveva suscitato un eco internazionale. Con le 12 che verranno posizionate quest'anno, invece, Venezia raggiunge le 90 pietre d'inciampo, terza città d'Italia dopo Roma e Torino. Non tutti sono morti nei campi di concentramento. Dedichiamo una pietra a Giuseppe Iona, il presidente della comunità ebraica, che il 17 settembre del 1943, per non consegnare le liste ai nazisti, si suicidò, e questo credo sia un riconoscimento per quell'atto eroico che permise a molte persone di salvarsi.
È morto nelle camere a gas di Auschwitz ad appena 2 mesi e mezzo invece Leo Mariani, la più giovane vittima veneziana dei campi di sterminio. La sua pietra d'inciampo sarà posizionata accanto a quella della mamma. Il Comune di Venezia sin dall'inizio ha sicuramente deciso con forza di sostenere e diffondere il più possibile queste iniziative. C'è un tavolo di coordinamento con la comunità ebraica, con gli enti, le istituzioni e tutti coloro che da anni qui a Venezia tengono viva nella comunità la memoria. Tra le tantissime iniziative, la cerimonia cittadina si terrà alle 11 del 26 gennaio al Teatro Goldoni di Venezia. Torniamo alla cronaca. Padova è movimentata talvolta in certe zone da criminalità, a volte una criminalità di forte stampo etnico. Accade con in particolare la malavita nigeriana, questa volta in via Valeri a Padova. Ci hanno contattato perché poverini, se vedrete delle immagini, insomma, hanno sfondato la vetrata, si vedono immagini di persone che a viso scoperto sfondano la vetrata e vanno a rubare il registratore di cassa. Eccolo in azione, il malvivente che usando un pesante mattone in cemento sfonda la vetrata della porta d'ingresso del ristorante cinese di via Valeri. Il nuovo Bronx di Padova in mano alla mafia nigeriana, come dimostra questo video. Sono le 10:30 di mattina e già sono 7 le persone ferme lungo la strada. Un continuo. La spaccata, caccia dei contanti del registratore di cassa, ma anche una violenta rissa in via Valeri con un tossicodipendente picchiato da un gruppo di nigeriani, 8 persone almeno. Una strada piccola ed elegante fino a qualche tempo fa, via Valeri, zona di uffici tra la stazione e il centro storico, intitolata al poeta Diego, fine francesista del Bo. A contattare il comitato Stanga, i commercianti asiatici della via e da chi per anni ha lottato in Vianelli, ecco le prime richieste. La prima cosa che pensiamo è quella che bisogna super illuminare quella zona e far passare continuamente le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che devono domandare poi i documenti a questi signori che sono là dalla mattina alla sera che non fanno nulla. Intanto, a poche centinaia di metri di distanza, nell'ansia del cavalcavia Borgomagno, la polizia locale ha sequestrato 11 dosi di eroina a un giovanissimo spacciatore tunisino di soli 17 anni. Non è nostra intenzione né fare ambientalismo da pasdaran, neppure volere fare strage di lupi, ma trovare una soluzione a quello che è un problema reale con i lupi che scendono letteralmente in paese. È accaduto ad Asiago, fanno strage di animali e spaventano la gente tanto da dover richiedere l'intervento dei carabinieri. Senz'altro questo ci indica che qualcuno deve fare la sua parte, a cominciare dallo Stato. L'asinello piange disperato dalle 5 del mattino di fianco alla carcassa di quello che era un suo compagno di giochi nell'ampio recinto, perché il lupo non ha lasciato scampo né a lui né ad altre bestiole. Gli animali fanno parte, non è un lavoro il nostro, fanno parte della nostra famiglia, li allevi come figli, li vedi nascere, li cresci, li accudisci e vederli predati così che ti viene a mancare come una persona cara. Questi sono i dolcissimi asinelli in contrada Pennar, sono molto spaventati, stanno lontani da noi, hanno avuto una notte difficile. Alle 5 di questa mattina i lupi sono arrivati in branco, una mamma, un figlio, di là un altro in fondo che è fuggito, ha cercato, ma non c'è stato nulla da fare. E questa predazione è avvenuta esattamente ad Asiago, contrada Pennar, ma vedete in alto ci sono le case, sono pochi metri. È dura per loro stamattina perché vedere i loro amici, i loro simili, sono compagni e vedere queste morti, cioè insomma non è facile neanche per loro, sono molto sensibili e quindi sono come noi, insomma, le bestie sono come noi. Andiamo verso il recinto, oggetto della predazione. Tutti sono nascosti, il cane, le caprette in disparte, gli asini terrorizzati, ma anche chi alle 5 si è visto il branco di lupi di fronte alla porta di casa. In paese c'è un senso di impotenza e di rabbia, c'è paura anche.
troppi in mezzo alle abitazioni, incuranti delle luci, dei rumori degli umani, tanto da dover chiedere aiuto ai militari dell'Arma. Venire da solo a questo punto, come è successo già qualche anno fa, avremmo paura di fare questo. A questo punto mi sento di chiedere, come ho già fatto questa mattina al comandante della stazione dei Carabinieri di Asiago, a questo punto chiediamo un supporto, che vengano ad accompagnarci a fare il giro per motivo di sicurezza, perché noi ci sentiamo veramente sicuri. Poi dicono che il lupo non attacca le persone, chi lo sa. Una predazione dopo l'altra, un danno dopo l'altro, d'estate, d'inverno, in un territorio che forse da secoli non vedeva più la presenza del lupo, ora reintrodotto. Non si salvano le vacche all'alpeggio, le pecore recintate, saltano senza problemi i recinti anche elettrificati, uccidono cani nel giardino di casa, riducono ai minimi il resto della fauna selvatica. Un concetto di biodiversità forse un po' naif, che appare gestito malissimo a livello centrale. Nessuno vuole la strage dei lupi, ma chi ci vive a contatto chiede disperatamente un controllo e delle tutele prima che sia troppo tardi. Credo che bisogna continuare a dirlo, affinché chi ha la responsabilità di decidere e di dire alcune cose lo attui, ma lo attui veramente con procedimenti che sono leggi alla fine, o attuazioni di provvedimenti europei. Non capisco perché in altri stati riescono a contenere, a fare determinate cose, e qui in Italia invece purtroppo contano più i lupi, che vorrei dire che qualche bambino magari, perché qua mi sento di dire anche questo, contano più i lupi che le persone. Parliamo di inquinamento ma anche di moto ondoso. 34 remiere cercano a Venezia di sensibilizzare la popolazione e soprattutto le autorità. Approfittavo per mostrare questo. Mi è stato consegnato questa mattina. Questo è del 24 aprile 1988. Anni fa. I problemi erano gli stessi. Questa è una autorizzazione sempre di quegli anni della questura del comune per manifestare contro il moto ondoso. Non è cambiato nulla, è cambiato in peggio, perché quest'anno non ci danno neanche la possibilità di manifestare, possiamo solo sfilare in silenzio. Stessa storia a 32 anni di distanza, ma questa volta con una complicazione in più. Le 34 associazioni remiere veneziane che hanno organizzato il corteo contro l'inquinamento e il moto ondoso hanno infatti ricevuto, a distanza di pochi giorni dalla manifestazione che si svolgerà domenica alle 11, il divieto di percorrere il Canal Grande come avevano deciso, con l'obbligo di restare invece in bacino San Marco. È stata una delusione, perché avevamo avuto un incontro con il prefetto che si era dimostrato sensibile alla cosa. Avevamo anche organizzato il corteo con tutte delle regole ben fissate per venire incontro. Il nostro scopo non è quello di fare caos, di fare robe violente. Il nostro scopo è solo di mostrare alla popolazione, ai politici o altro, che la situazione è degenerata, sia a livello di inquinamento che di gestione del traffico acqueo. Le nostre imbarcazioni, che sono anche particolari, non possono assolutamente solcare la laguna. Ci siamo ridotti a praticare il nostro sport nei canali, che sono da condividere con i trasportatori logicamente, perché poi la laguna in più punti si è interrata. Dunque anche quello che era una volta la possibilità di liberare alcuni spazi e fruire di zone più tranquille ci è impossibile. Oltretutto le onde che provocano i trasportatori, i mezzi di un certo tipo, non solo, anche i diportisti, diventano onde impattanti. Secondo le associazioni a mancare la volontà di intervento. Fino ad ora non si è voluto politicamente fare niente, né l'attuale maggioranza né le precedenti maggioranze, e neanche molto l'opposizione. Nessuno in realtà se ne sta occupando, perché qua si vanno a toccare degli interessi molto grossi. La piaga degli incidenti stradali dopo la pausa. Gli incidenti mortali in automobile sulle strade in genere lasciano ferite molto profonde nelle comunità che si vedono portare via, magari, come spesso accade, delle giovani vite.
Sono immagini strazianti quelle all'uscita dalla chiesa di San Giuseppe in Viale San Marco al termine del funerale di Sara Micheli, la 25enne mestrina che ha perso la vita domenica sera in un incidente stradale in via Caltana a Santa Maria di Sala. La sua auto si era scontrata frontalmente con quella proveniente dal senso di marcia opposto e per lei non c'è stato nulla da fare. Davanti c'era l'auto del fidanzato. In centinaia hanno portato il loro saluto a Sara, molto conosciuta a Mestre, dove gestiva un locale in piazza Ferretto insieme al suo compagno. Tra i presenti, oltre al sindaco Brugnaro, anche alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale. Sulle pareti esterne della chiesa i pensieri degli amici. Ciao guerriera, si legge in uno degli striscioni, sarai sempre la nostra stella sorridente. Ad accompagnare la bara le note delle canzoni preferite di Sara, mentre tra le lacrime e le urla strazianti che si confondono tra le note, volano in cielo palloncini bianchi e rossi. È sempre difficile governare una città, far rispettare la legalità e accontentare tutti anche all'interno della propria maggioranza. E quanto sta sperimentando in questi giorni il sindaco Giordani. Lo stato di assoluta maggioranza è ottimo. Coalizione civica assicura nessuna spaccatura interna alla maggioranza. La conferma arriva anche dal vice sindaco Arturo Lorenzoni, ma lo sgombero dell'ex macello ordinato dal sindaco ad insaputa dell'altra metà della maggioranza ha creato non poche frizioni. Un'operazione violenta, stupida e senza senso la definita coalizione civica. Il suo capogruppo in consiglio comunale Nicola Rampazzo si dissocia completamente dallo sgombero, chiedendo al sindaco un chiarimento sulla sua decisione e soprattutto sulle modalità. Il dialogo sembra la strada intrapresa per sviscerare e superare l'impasse, ma di fatto per coalizione sarà difficile digerire l'estromissione. Il sindaco Giordani assicura di aver agito per tutelare l'incolumità delle associazioni che da tantissimi anni operano all'interno dell'ex macello e a cui si erano uniti nell'ultimo anno anche Cucina Brigante, una realtà vicina ai centri sociali. Ma perché dunque non dire nulla al vice sindaco e ai due assessori di coalizione civica? Nel frattempo l'assessore al sociale Marta Nalin e quello al patrimonio Andrea Michalizzi sono al lavoro per trovare una soluzione alternativa. Anche il centro servizio volontariato provinciale di Padova apre le porte alle associazioni della CLAC. I nostri spazi sono a disposizione di tutte le associazioni che ne fanno richiesta e naturalmente le nostre braccia sono sempre aperte ad ospitare chi ha bisogno di un posto per mantenere viva la partecipazione attiva della città e ci impegniamo ad accompagnare questo percorso insieme anche all'amministrazione e alle associazioni perché il tema degli spazi è un tema fondamentale in questa città. Il centro servizio volontariato, impegnato nell'organizzazione di Padova Capitale del Volontariato, invita il comune e l'associazionismo a riunirsi attorno ad un tavolo per risolvere il problema degli spazi carenti per chi opera nel no profit. Parliamo di Giorgio Longo, fu sindaco di Venezia, sicuramente in quella che era decisamente una prima repubblica, democrazia cristiana in Veneto, un rappresentante importante di una politica che non esiste letteralmente più. Giorgio Longo si è spento all'età di 96 anni. Era nato a Venezia l'11 gennaio 1924. Eletto come capolista della Democrazia Cristiana alle comunali del 1970, divenne sindaco alla guida di una coalizione di centrosinistra frutto dell'alleanza tra DC e PSI. Longo guidò il comune in 5 anni intensi. Tra le realizzazioni della sua amministrazione, la costruzione dell'acquedotto a Porto Marghera, quella del Palasport all'Arsenale, la creazione del primo assessorato all'ecologia. Durante il suo mandato, per ottemperare alle disposizioni della legge speciale per Venezia del 1973, grazie a un accordo con il Partito Comunista, vennero inoltre approvati i piani particolareggiati per la città storica. La carriera politica di Giorgio Longo era iniziata nell'immediato dopoguerra, dopo che giovanissimo aveva aderito all'Azione Cattolica e partecipato alla Resistenza. Figura di spicco della democrazia cristiana veneziana, ne fu sia segretario comunale che provinciale. Terminato il mandato da sindaco nei primi anni 70, Longo fu eletto senatore per 2 mandati, dal 1976 al 1983. Dal 1984 al 1986 ricoprì quindi la carica di provveditore al porto di Venezia. La sua morte segue di poco quella di Mario Rigo, suo vice sindaco e quindi primo cittadino nel decennio successivo, scomparso a Milano il 22 novembre scorso.
Una pagina più da Cesare Lombroso, da manifesto della razza, che da moderna ricerca della genetica. Semplicemente è accaduto che alla ULSS 1, stiamo parlando Belluno, un documento per esame del sangue definisce un paziente di razza nera. Prima si è stropicciato gli occhi, poi Gianni Bortoluzzi, cittadino di Posta al Pago, ha riletto una seconda volta, ma l'espressione era ancora lì, sul report delle analisi del sangue della madre, effettuate martedì 14 al distretto sanitario di Alpago. L'asterisco sui valori della creatinina riporta alla frase in soggetti di razza nera moltiplicare per 1,159, carattere in piccolo ma leggibile. Razza nera proprio così, termine che Bortoluzzi non ha digerito tanto da segnalarlo pubblicamente. Io mi auguro semplicemente che questo svarione, chiamiamolo così, venga corretto al più presto dalla ASL, anche perché trattandosi di modulitica probabilmente è una cosa, io non ho verificato, che potrebbe anche essere estesa alle altre ASL del Veneto. Contattata nel primo pomeriggio, l'ULSS 1 Dolomiti si dispiace, testuali parole, che l'addizione abbia urtato la sensibilità dell'utente e onde evitare polemiche si dice pronta ad approfondire la possibilità di usare un altro termine di classificazione. Peraltro, fa sapere sempre l'USL, esattamente un anno fa la direzione aveva chiesto alle unità operative di verificare la documentazione sanitaria, valutando dizioni alternative a quelle di razza. Resta aperta la questione medica perché, sottolinea l'azienda, il termine razza è comunque usato nella letteratura medica. Per il solerte cittadino la segnalazione andava fatta. Questione di civiltà, dice, e la tempestività della risposta dell'USL sembra davvero dargli ragione. Il primo passo verso il razzismo è parlare di razze diverse all'interno del genere umano, no? Per cui niente, basterebbe una piccola correzione, insomma, e tutto andrà a posto. Dopo la pausa parleremo ancora della vicenda sentitissima di Don Brusegan dal Bignasego. La piaga dei furti in casa, anche qui questi che sono fatti di microcriminalità, che però per chi li subisce sono macrocriminalità e che naturalmente molto spesso restano impuniti. Non è questo il caso. Sono entrate come se nulla fosse in un condominio di Viale Luzzatti a Treviso, hanno scassinato la porta di un appartamento e razziato i regali di Natale che i padroni di casa avevano già messo sotto l'albero. Non contente, hanno arraffato monili in oro e bigiotterie e addirittura i vestitini dei bambini. Poi, come testimoniano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, se ne sono andate senza fretta, risalendo sulla Mercedes classe A con cui erano arrivate. Dopo quasi un mese di indagini la squadra mobile è riuscita a risalire alle 2, risultati e poi essere delle giovani nomadi anche se dall'abbigliamento non si intuiva. È stata proprio la descrizione dell'auto a mettere la polizia sulla pista giusta. Grazie alla collaborazione di alcuni signori che risiedono nel quartiere, gli investigatori hanno avuto un elemento fondamentale per lo sviluppo delle indagini e l'individuazione poi successiva delle autrici del furto in appartamento. Abitazione di proprietà di una famiglia albanese che aveva comprato diversi regali da portare ai familiari in patria per le feste. Si sono introdotte nell'appartamento e hanno sottratto i pacchi dono che erano stati messi dai genitori sotto l'albero. All'interno di questi pacchi c'erano ovviamente dei regali per i bambini. 20.000 euro il valore complessivo della merce portata via, di cui il padrone di casa è riuscito a fornire agli investigatori una minuziosa documentazione anche fotografica. È stato estremamente utile la collaborazione delle vittime. Le indagini ci hanno condotto in un lungo pedinamento che poi è culminato presso un campo nomadi che è ubicato in Portogruaro. Il successivo decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso ci ha permesso poi dopo di riscontrare le responsabilità delle due giovani. Recuperati nella roulotte del marito di una delle due giovani, una 23enne, diversi capi d'abbigliamento. Sia lei che la complice 19enne sono state denunciate, ma se la più grande è già in carcere dove deve scontare una condanna a 3 anni, la più giovane è attualmente irreperibile. Una comunità che ha un parroco allontanato, sostituito da un altro parroco, questo parroco che poi Don Giovanni Brusegan viene a sua volta allontanato, insomma una comunità che è perlomeno disorientata in questo momento.
io sto a guardare, adesso sono alcuni giorni che sono qua, sto a contemplare l'opera dello spirito, l'opera delle persone, il bene e il bello che c'è, discernendo poi quello che il Signore mi aiuta per capire come procedere, certamente nel rispetto, dico, del bene fatto, nella continuità, ma anche nello stesso tempo senza chiudere gli occhi rispetto a eventuali problematiche o comportamenti che vanno segnalati. È da pochi giorni amministratore parrocchiale di San Lorenzo di Albignasego Monsignor Giovanni Brusegan, un sacerdote diocesano specializzato in crisi che già ha guidato la comunità di Monterosso nel 2007 ai tempi delle dimissioni di Don Sant'Esguotti e di recente nel 2017 la gente ferita di San Lazzaro abbandonata dal parroco Don Andrea Contin. Una raccolta firme nel sagrato gli striscioni che invitano Don Marino Ruggero a ripensarci, ma lui non sente la gente ostile e spiega. C'è una dimensione affettiva, umana, di riconoscenza e per il bene che Marino ha portato avanti e per le cose belle che ha realizzato, che è ovvio che ha bisogno di una metabolizzazione di quello che sta avvenendo. Cercherà di spiegare anche che cosa sta succedendo, perché la Chiesa di Padova si sta muovendo in questo senso. Certamente io sono venuto perché alle mie spalle ci sono delle motivazioni che il Vescovo ha esplicitato, che sono dei fatti che contraddicono una identità presbiterale rispetto al comportamento che dovremmo sempre avere come preti, che però vanno ulteriormente verificati con serietà, senza scandalismi ma anche senza lassismi. Lei ha sentito Don Marino, Don Giovanni? Io voglio bene a Don Marino, è un fratello, non posso da un giorno all'altro dire che non lo è. È evidente poi che per una continuità pastorale ho ritenuto opportuno di incontrarlo e ci siamo detti delle belle cose reciproche e io cerco di essere fedele alla verità e nel rispetto anche della sua persona. Avevo lanciato questo servizio in modo fuorviante, naturalmente è Don Giovanni Brusegan a essere il sostituto, poi specializzato per così dire in sostituzioni in zone difficili come avvenne appunto a Monterosso. In questo caso il problema appunto è quello di Don Marino che ha fatto poi delle accuse pesanti anche nei riguardi della diocesi in senso generale, però la diocesi risponde. La diocesi di Padova non ha fatto attendere la sua risposta e replica Don Marino Ruggero, l'ex parroco di San Lorenzo di Albignasego, che dopo essere stato allontanato dalla comunità per comportamenti non conformi al celibato ha minacciato di rivelare i nomi di sacerdoti pedofili. Il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, attraverso una nota ufficiale, ha invitato Don Marino Ruggero a dargli conto delle accuse da lui mosse affinché possa vagliarne l'attendibilità e valutarne le successive azioni di sua competenza. Il vescovo ha richiamato l'ex parroco di Albignasego alle responsabilità che si è assunto con le sue dichiarazioni e all'opportunità di rivolgersi alla procura se effettivamente è in possesso di prove. Le dichiarazioni di Don Marino Ruggero, ha scritto Monsignor Cipolla, oltre a essere altamente lesive della reputazione della Chiesa di Padova, distraggono l'attenzione dai fatti che lo riguardano e li amplificano. L'auspicio della Curia è che la discussione del procedimento canonico che riguarda Don Marino Ruggero torni nell'unico luogo deputato, ovvero il Tribunale Ecclesiastico Diocesano, sul cui lavoro il Vescovo ripone piena fiducia. E parliamo adesso della vicenda Safilo, vicenda non da poco, come sapete stiamo parlando di centinaia di posti di lavoro importanti, anche specializzati, che rischiano di scomparire. Sono arrivati nella capitale in tarda mattinata a bordo di 2 pullman i lavoratori della Safilo. In 100 hanno voluto presidiare il palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, dove aziende e sindacati si sono trovati uno di fronte all'altra per la prima volta in sede nazionale. In mezzo le rappresentanze istituzionali di Veneto e Friuli. Sul tavolo il piano degli esuberi, 700 dipendenti, di questi 400 a Longarone, 50 a Padova, 250 a Martignaco di Udine, dove l'intero stabilimento verrebbe chiuso. E proprio dal nodo di Martignaco è partita la riunione perché
la chiusura dell'intera azienda è un pessimo segnale per l'equilibrio dell'intero gruppo, comprese quindi il quartier generale di Padova, il cuore produttivo di Longarone, dove si concentra la maggior parte delle licenze del lusso pronte a volare verso il vicino stabilimento di Telios. Sul tavolo della trattativa, come ha spiegato prima della riunione dalla FEMCA CISL Nicola Brancher, anche l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e più in generale il piano degli investimenti. La questione per la Camera di Commercio va affrontata però a 360 gradi. Non c'è solo il problema di Safilo, del personale, dei dipendenti, ma c'è anche il problema dell'indotto che lavora per Safilo, e questo è un ulteriore elemento di discussione e di dibattito che bisogna affrontare. Il tema è anche quello della riconversione dall'occhialeria ad altri comparti. Noi poco prima di Natale avevamo qui dei buyer tedeschi legati al settore dell'automotive e non solo, e c'erano degli imprenditori bellunesi, imprenditori proprio che lavorano per il settore occhialeria, che stanno guardando oltre, e questo direi è positivo, però ce n'erano due, dovevano esserne non due ma molti di più. Sul fronte della dichiarazione dei redditi ci sono delle novità importanti. Tra queste novità gli esperti consigliano di focalizzarsi molto sulla questione delle detrazioni. La novità c'è e come, ma non si vede ancora, o perlomeno non tutti ne sono a conoscenza, e siccome prevenire è meglio che curare anche in ambito fiscale, è lo stesso CAF della CGIL di Treviso a rivolgersi direttamente ai cittadini contribuenti. La questione riguarda l'introduzione dell'obbligo di pagamento tracciabile, ossia tramite carta di debito, credito o bonifici, ai fini delle detrazioni fiscali di tutte le spese che consentono lo sconto del 19% nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per i farmaci e i dispositivi medici, dove continuerà a fare fede lo scontrino parlante. Parliamo di spese relative ad esempio alle rette per mandare i bambini a scuola, universitarie, spese funebri, gli interessi passivi per il mutuo, piuttosto che le assicurazioni, quindi una serie di spese che oggi appunto in dichiarazione dei redditi confluiscono e per i quali è possibile godere della detrazione del 19%. La novità interessa la dichiarazione dei redditi 2021 su spese sostenute nel corso del 2020, quindi già da oggi. Il messaggio del CAF è chiaro: cittadino avvisato, mezzo salvato. Il contante dobbiamo un po' dimenticarlo, perché non vorremmo trovarci poi nel 2021 che alcune spese non possono essere portate in detrazione proprio perché manca la tracciabilità del pagamento. È importante. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata.